Va ora in onda Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, eccoci con l'edizione flash della domenica su Radio Gioconda, il calcio regionale in pillole, il Pordenone beffato con la pergolettese triestina finalmente ritorna al successo in Serie C pari del Tor Viscosa in D, come pure note liete arrivano dal Chiarlins che ha vinto per la seconda volta consecutiva. Ma andiamo in eccellenza a cosa è successo nella giornata che chiude il 2022 con questi anticipi del sabato. Antonino, a te la linea. Franco, buon pomeriggio a tutti. Va bene, il Tamai è campione d'inverno vincendo a Maniago per 2-1, praticamente conquista e mantiene salda la vetta della classifica e si regala il titolo di campione di inverno. Perde in casa per 4-0 con un risultato piuttosto pesante la Spal Cordovado contro la Progorizia di Franti, mentre in trasferta il Chionsa alla meglio con l'Apro Cervignano. In basso alla classifica c'era lo scontro atteso tra Juventina e Virtus Corno, alla meglio la squadra di Nicola Sepulcri che potrebbe essere all'ultima panchina in eccellenza. Sulle dimissioni di Nicola Sepulcri abbiamo un'intervista realizzata da Marino Marsic su friuligol.it. Invitiamo chi ci ascolta di ascoltare per intero questo audio che gireremo anche sul nostro portale friuligol.it. Ma tornando all'eccellenza, nelle zone basse della classifica che cosa è emerso, Antonino? C'è il risultato di parità tra Cras e Triscesimo, mentre il San Luigi vince veramente bene contro il Profagagna che dopo la sconfitta di domenica scorsa con la Spal Cordovado rimedia la seconda sconfitta di sfila. Grazie ad Antonino De Blasi. Come detto poco fa, le dimissioni di Nicola Sepulcri. Dopo 9 anni di Juventina abbiamo l'intervista di Marino Marsic raccolte al direttore sportivo dei biancorossi goriziani Giuliano Fantini. Giuliano Fantini, direttore generale della Juventina. Una bella vittoria oggi sofferta contro una diretta concorrente nelle zone basse della classifica, una vittoria voluta, ottenuta sul campo, ma una vittoria anche che lascia un po' d'amaro in bocca. Sì, una bella vittoria e devo dire che i ragazzi oggi sono scesi in campo vogliosi e soprattutto hanno dimostrato di essere una gran bella squadra. Hanno messo tutto in campo, però purtroppo abbiamo avuto in settimana la notizia che il mister voleva lasciarci e quindi non era un bellissimo sabato, diciamo. Mi sento di fargli i migliori auguri al mister, perché comunque 9 anni in una società ben pochi allenatori hanno passato, e svoltiamo pagina e andiamo avanti. Siete già alla ricerca del sostituto di Nicola Sepulcri? Ma direi proprio di sì, per il semplice motivo che da quando ho ricevuto la notizia mi sono messo al lavoro, ho già avuto dei contatti e adesso vediamo, in settimana sicuramente sarà annunciato il nuovo allenatore. Prima di chiudere con il flash in FM su Radio Gioconda, in promozione Tolmezzo campione d'inverno, ha fatto su il big match con la Sacilese 2-1, Ancona Rive Fleibano 1-1, successi per Casarsa, Basso Friuli Azzanese. Nel raggruppamento B, Azzurra campione d'inverno, nel pomeriggio 3-0 alla Risanese, hanno vinto la Varian Mortan Esperia, Cormonese Maranese UFM, San Giorgina e oltre. Maggiori dettagli su friuligol.it, commenti, servizi e interviste sulla giornata sportiva. Grazie e buona serata a tutti. Hai ascoltato Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia.